Dell'amore del Signore è piena la terra, dalla sua parola furono fatti i cieli. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori ed invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. La pietra scartata dai costruttori
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Perché porta le pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me ed io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non appartengono a questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge ed un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi ritornare di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che io ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Sedervi dietro. E andate che è meglio, andate a sedervi. È stata proclamata la parola del Signore di questa quarta domenica di Pasqua. Alla mia mente risuona come una ideale, bellissima cornice per questa festa, sia del comune di Artemis, come anche delle altre qui rappresentate dai loro labari, sezione che ringraziamo sinceramente per la loro presenza. Da sempre, possiamo dire, liturgicamente parlando, questa liturgia della parola di questa quarta domenica di Pasqua è veramente illuminata dalla figura di Gesù, buon pastore. E allora io metto subito in evidenza l'importanza, ecco, di questa circostanza, e lo faccio ricordando, sì, che l'immagine del pastore ai nostri giorni non è che riscuota molta simpatia, è un'immagine del lavoro di altri tempi, passato, pane e qualche gregge, certo, ai nostri occhi sembra come un'immagine bucolica, ma ai tempi del popolo di Dio non era così. Soprattutto nel tempo della nascita di Cristo. Possiamo ben dire che la società del tempo era quasi tutta improntata sulla pastorizia. Non dobbiamo dimenticare che i pastori furono i grandi patriarchi. Abramo è stato un grandissimo pastore, Isacco, Giacobbe,
Lo stesso Mosè, prima di diventare il liberatore del suo popolo, rifugiandosi nella zona del Monte Sinai, ha fatto il pastore. Non c'erano mica fabbriche a quel tempo, non c'erano mica aerei, e la terra tutto. La pastorizia era l'80%, per così dire, della vita sociale del tempo. Quindi spontaneo che per gli scrittori sacri l'idea del pastore è diventata una delle immagini più belle per detto di Dio, di quel Dio che ha condotto il suo popolo ebraico, buon pastore. E ora, che ha questa immagine così cara al popolo ebraico? Io sono, lo fa dal Vangelo di San Giovanni, per indicare allora a tutti gli uomini di tutti i tempi il suo amore, la sua attenzione per ogni persona. A sottolineare questo concetto così tanti cristiani neanche non conoscono, voglio farvi conoscere alcune stupende espressioni del nostro illustre compaesano, padre Hermes Ronchi. Io sono il buon pastore, pastore zero. A me le pecore importano tutte. È come se Gesù dicesse a ciascuno: tu sei importante per me. Questa è la mia certezza, io gli importo. A Dio l'uomo importa al punto che Dio considera ogni uomo più importante di se stesso. Per questo ha dato la sua vita sulla croce. La mia vita è più importante. Guardate il grido degli apostoli in quella notte di tempesta: Signore, non ti importa che moriamo? E il Signore, placando le onde, gridando al vento: sì, mi importa, tu sei importante. E lo ripete a ciascuno: mi importano i... Ma voi valete passeri, mi importano i cigli della terra, concigli della terra. Ti ho contato i capelli sul capo, che porti nel cuore. Questa è la certezza. A Dio io importo. Per Lui io sono importante. A questo affido anche quando non lo sento e sono colpito dal suo silenzio. A questo mi affido anche quando non lo vedo e c'è solo buio attorno a me. Così Padre Hermes. Ma il Vangelo, senz'altro lo abbiamo ascoltato con attenzione, va ben oltre e per 5 volte ripete il gesto di Gesù, quello di offrire la sua vita per le sue pecore. Al pastore buono le pecore importano così tanto da offrire loro la sua vita per la loro salvezza. È appunto il massimo dell'amore del buon pastore per le sue pecore. Nessuno ama più di colui che dona la sua vita per le persone amate. Così ha detto Gesù, non dimentichiamolo, noi, ognuno di noi, siamo quelle persone amate, anche se non ci pensiamo spesso o quasi mai, anche se
diciamolo con onestà, tante volte la cosa proprio non ci interessa. Spontaneo, anzi doveroso. Anche noi, così tanto amati da Lui buon pastore, dovremmo imitarlo nei nostri rapporti con le persone con le quali condividiamo le nostre giornate. Come infatti ancora dice Padre Hermes, siamo tutti pastori di un pur minimo gregge, la nostra famiglia, gli amici, coloro che si affidano a noi. A loro ripetere, tu sei importante, tu un incontro di un giorno o di tutta la mia vita, tu mi importi. Ma dirlo con dare la vita per noi concretamente significa prima di tutto dare del nostro tempo, che è la cosa più importante. Dare tempo occhi, ascolto e diciamolo pure oggi in questa festa, significa per chi lo può donare il proprio sangue, è come dire tu mi importi, per questo ti do il sangue. Desidero concludere la mia abitudine con due ricordare in luogo persona, anche la vecchio, veramente non mi ricordo il nome, l'ho visto in un canale un po' di... ma questo non sapere che per ben 250 volte ha donato il suo sangue. Ho detto ieri l'altro in un quotidiano. Un vecchio che è stato onorato ha donato per 250 volte il suo sangue. Io penso che il nostro Signore, considerando il tutto sotto l'aspetto religioso, un giorno un grosso premio. Non dimentichiamo quello che dice: un bicchiere d'acqua a un più povero l'hai dato a me. E forse, anzi senza forse, un bicchiere vale a me. E l'altra testimonianza bella, a 28 anni, si chiamava Azzurra, chiamata Mamma Coraggio, che ha dato in questi giorni per il suo figlio, terzo qui nel Trevigiano. Aveva interrotto le sue cure per un tumore, portare avanti la sua gravidanza. Non ce l'ha fatta. Il suo Antonio è vivo. E vive. Mamma Coraggio. Certo lo so che non tutti la pensano così. Alte sfere di politica la si sente sotto l'aspetto cristiano, e l'ha sottolineato il Veneto, cui Oderzo fa parte come diocesi, ha detto nel giorno del suo funerale, avvenuto in questi giorni, che giovani donne, una pagina di Vangelo. Anche lei ha detto al suo piccolo: tu mi importi, per te io, perché te. Che il Signore ci dia la gioia di sentirci sempre amati da Lui, nostro buon pastore, e ci
conceda di imitarlo anche in poco, anche con una donazione di sangue e con tanti altri modi che incontriamo nella vita. Credi in un solo Dio, Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini della nostra salvezza. Per il suo crede nello Spirito Santo e procede al Padre. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Fratelli, sorelle, figli, apriamo le nostre e presentiamo a Lui le nostre preghiere, dicendo assieme: Padre di misericordia, ascoltaci. Padre di misericordia, ascoltaci. Padre di misericordia, ascoltaci. Ascoltaci. Padre di misericordia, ascoltaci. E inoltriamo al Signore anche una preghiera particolare. Troppo sangue per violenza umana, lo sappiamo come e dove. Preghiamo perché invece venga donato tanto sangue per il bene, per la salute degli uomini. Preghiamo. Ascolta, oh Padre, la preghiera del tuo Figlio che si esprime attraverso la nostra voce e i nostri cuori. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, con di salvezza, nostro dovere proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo dei santi di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, preso il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa tra la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo emerito Andrea Bruno, il nuovo nostro Vescovo Riccardo e tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. E ricorda di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Vito, di tutte le persone che hanno donato il loro sangue per il bene dei loro fratelli e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere tutti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti, San Marco, che la Chiesa vorrà ricordare la prossima settimana, e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto come in cielo. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede e la tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Come secoli fa Francesco d'Assisi, anche noi diciamo a noi e a tutto il mondo: nel nome della Santissima Trinità, pace, bene e salute.
Beati gli invitati alla mensa del Signore e con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degni di parteciparla, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Come primo canto di comunione una strofa di Cristo Risusciti, alla pagina 33, dove c'è il libro. Cristo risusciti,
Faccio presente che domenica prossima ci sarà la Santa Messa alle ore 9 qui in chiesa per la comunità e per gli eventuali pellegrini, e poi la seconda messa alle ore 11 presso il monumento del Monte Madonna, Monte Carnizza, ecco, in onore e ricordando la pace, questo grande valore, vero? E anche in onore della Madonna, quel monumento appunto costruito dal genio militare di Legnago nel 1961, ecco, che porta questa bella immagine della Madonna, che è la copia esatta di quella che è nella guglia del Duomo di Milano, regalata dall'allora cardinale di Milano Giovan Battista Montini, che 2 anni dopo diventerà Papa Paolo VI. Ecco, una bella cerimonia presieduta dal cappellano degli e cantata da un coro, una trentina di alpini in congedo. Il termine della messa, ecco, la preghiera alla Madonna della Salute. È nostra abitudine recitarla in ogni Santa Messa qui a Porcius, quel quadro appunto in ricordo della liberazione dal colera, anche qui in Porcius nel 1855. Ecco, vorrò recitare questa preghiera per tutti gli ammalati che soffriscono del sangue, dei donatori di sangue. Il Signore li guarisca per intercessione della Madonna. La benedizione, come sempre, con intenzione particolare il nuovo gagliardetto, ecco, dell'Associazione Donatori di Sangue e di Artemis, ecco, perché sia un momento fruttuoso di beneficio e di bontà verso gli altri. Preghiamo. Custodisci benigno Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. E nuovamente le sezioni qui, vero, presenti, grazie della vostra presenza, grazie a eventuale autorità, vero, ecco, dell'associazione, e un grazie sincero alla corale Fasidonge, la maestra, vero, ai coristi, per questa cantata, ecco, in friulano e in italiano. Grazie. Preghiamo, o Vergine Santa. Tu apparisti la piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie ci hanno lasciato questa tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum, che dando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci di tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche di tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari, delle nostre comunità, di tanti nostri fratelli. Donaci la tua filiale confidenza, a volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. E così sia. E per l'intercessione della Madonna della Salute, San Giuseppe suo sposo, su di noi, su questo labaro, senda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace, alleluia, alleluia.
E plasma. Dobbiamo pensarlo come un gesto il cui scopo è quello di produrre un sentimento di amicizia, come ad uno scambio che crea un vincolo che equivale a regalare qualcosa di se stessi. Appare quindi evidente che il gesto del donare diventa simbolo di una società basata sulla vivenza e sul rispetto reciproco. Unendo la cultura del dono, quella del bene comune, una comunità può identificarsi, crescere e svilupparsi. Purtroppo, però, in una società come la nostra, in cui i like sui social network definiscono il valore di una persona, o peggio ancora, il suo prezzo, i doni rappresentano invece solamente scadenze. Purtroppo, in questo mare magnum frenetico si distingue chi dona, chi supera la necessità dettata dall'occasione, vuole esprimere più che impressioni, chi vuole avvicinarsi alle persone invece che gareggiare a fare meglio, elevandosi sopra di esse. Voi donatori di siate, invece, perché decidete, facendovi carico di persone messe a dura prova dalla vita. Con il valore di dire che ho preso in prestito,
pensato a te e dove ci stappare questo sangue. Non so chi sei e non mi aspetto nulla in cambio. Dono solo perché tu possa star meglio. Dobbiamo tuttavia constatare, a quanto si legge, che anche la FDS, come gran parte del volontariato, subisce la carenza della partecipazione alla vita associativa, che deriva dal periodo della pandemia, ma non solo. La ricetta per il futuro della FDS è contenuta nell'editoriale del presidente Flora, sull'ultimo numero, nel quale parla di valori, ma anche della necessità di centralità dei donatori per il progetto di crescita. Personalmente continuo a ritenere imprescindibile il coinvolgimento delle nuove generazioni, che nella nostra realtà si tradurrebbe anche in un'attività di sensibilizzazione nelle scuole. Ci sono tanti esempi virtuosi in questo senso. A tal proposito, qualche giorno fa sono stato piacevolmente sorpreso nel leggere un articolo di giornale che riportava la notizia della premiazione della scuola elementare di Vajont per la ricetta del pandono. Sì, proprio una ricetta, quella del pandono. 1000 grammi di amore, 900 grammi di altruismo, 700 grammi di gentilezza, 500 grammi di coraggio, 500 grammi di forza, 300 grammi di sensibilità, 2 gocce di simpatia, una spolverata di magia e 0 gradi di egoismo. La deriva egoistica della società di oggi, basata sull'individualismo, è un imprescindibile carburante per la vostra missione, che può essere sintetizzata in una semplice frase più volte pronunciata e scritta. Nessuno può dirsi troppo povero per donare il sangue e nessuno può dirsi troppo ricco da non averne bisogno. A voi, donatori, rivolgo al nome dell'amministrazione comunale, mio personale e di tutta la comunità di Artemis, un profondo grazie, poiché con il vostro aiuto disinteressato consentite a tante persone che si trovano nella condizione clinica di dover ricevere il sangue e i suoi derivati, di alimentare le loro speranze per una vita migliore. Alla luce anche del rinnovato labaro, ma anche delle parole che aveva pronunciato Don Vittorino, quindi vi auguro di scrivere tante pagine del Vangelo. Quindi vi auguro alla FDS locale e alla FDS lunga vita. Grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti a Don Vittorino, alla Corale, do il benvenuto a tutti voi presenti a questa festa del dono. La festa del dono è un momento importante, è un momento per dire grazie ai donatori, in modo particolare a quelli che hanno raggiunto una benemerenza, una premiazione. È un momento per rafforzare i valori che vogliamo diffondere. L'importanza del dono, l'importanza di stare uniti per dare una mano a chi ne ha bisogno. E soprattutto nel periodo di Pasqua, che assume ancora più valore, perché Pasqua è resurrezione. Il nostro dono può far riprendere la vita, una vita migliore alle persone. Quindi è un momento importante, è un momento per stare assieme, per confrontarci, per
capire quale strada intraprendere, quali sono le nuove frontiere del dono, ad esempio la donazione H24, che è un modello europeo, è un qualche cosa che il 13 e 14 giugno prossimi rifaremo, soprattutto fatto dai giovani, promosso e possibilmente fatto solamente dai giovani. Questo vuol dire che i giovani ci sono, forse trovarsi a fare la festa magari non è il loro modo prioritario, forse preferiscono altri momenti di incontro. Ed è questo forse l'impegno che tutti i presidenti e consiglieri delle varie sezioni si prefiggono, quello di cercare dei momenti di convivialità, di interesse nei confronti dei giovani per poter continuare a diffondere il valore del dono, per poter continuare a dare longevità a tutte le sezioni. Abbiamo bisogno del ricambio generazionale ed è numericamente più difficile rispetto a qualche anno fa, perché il numero dei giovani sta diminuendo un po' dovunque, la popolazione sta invecchiando, quindi c'è bisogno di più attenzione per le persone anziane e quindi per i giovani e per quanti possono donare deve esserci un impegno maggiore nel poter dare, nel poter donare parte di vita. Ecco, questi sono i principi, i valori che vogliamo trasmettere. Forse non sarà solo qui, oggi, nella festa, ci saranno altri incontri, altri momenti per poter diffondere e continuare con questo grande impegno che ci siamo presi per il bene del prossimo. Tanti auguri per una futura crescita e grazie per quanto avete fatto, ma quanto riuscirete ancora a fare. Grazie. Allora, ringrazio ovviamente sia Sandro che Ivo per quello che hanno detto. È ovvio che non è che col mio discorso volevo dire che ci dobbiamo adagiare sugli allori, però ogni tanto diciamocelo, è andata bene, cioè un anno siamo riusciti a migliorare nelle donazioni e quindi godiamoci questo ottimo risultato. Questo era il significato del mio discorso, non certo ok, è andata bene quest'anno, l'anno prossimo che si va male che se ne frega, no, non intendevo ovviamente questo. Quindi grazie ovviamente per i messaggi a continuare a impegnarsi e anche per l'augurio che ci hanno fatto sia Sandro che nel riuscire ad avere quella capacità di attrarre anche appunto una nuova generazione che possa garantire quell'impegno che ovviamente intendiamo portare avanti ancora per tanti